La macchina accuse de Mema. Eravamo fin agosto del 44 avia 9 anni. Suoi Mema cugia e tacunava la roiba di noi tutti. Restai a s'era accostumà a cuge una carriera all'ombra sul banchetto de luce. Un dì, un soldat allemand, cara de una caranca, grande, ben vesti, fauche une de quelli con di galoi, mi ne canton de luce e me fa paura con la sua pistola. E sa feima, ravaccia, ne capisce pas lo che vuol dire, ma e fa affetta a mes mains qu'accueillir un cons sur les bragues frustées de mes pas. De studi ogni tanto sa recampava con la seroiba a cuge come quelle grossi bottui di ferro de vestimenta da suida e per paga e portava una mezza boccia di quei pan neri e qualche barre di cicolata. Buona che era, né? Eravamo già d'ottobre e la carriera si dicia che dovevamo partire, ma dove? Nessuno sapeva. Sam che i brinchi illi sono partiti da sto mese. Per me, Fadacca n'era che un sonno, ma adesso penso che mie ma e mie pa erano già pronti. Un dì, mie ma lavava nel bassin alla fontana del mezzo. Mi staghia lì nelle scarette, aspettava mie pa d'un cairosina. E chi vedo montare, ralleman con la seroiba sotto braccio. Allora gli fa capire che mie mani non potevano più cuge perché mie pa aveva stroma e subacca la macchina una crotta di scalette. Subito mi sciubarà un ca. Chissà se l'aveva capito. Non sa di rien. Ma ora penso che devia aver capito. Penso sì che devia sapere lo che gli arrivava a elli tutti. A cena è tutto conta a mie mains e a mie pa e mi sciupia una bella ingusiata d'avere troppo paila. De quindi il tedesco non ci parusciuto. Secondo mie pa devia essere di quella compagnia di cavalleria stromata una galleria di cammin grande di Fontana. Sono un po' stati bombardati a Santa Clara de Cairos quando scappavano. Il mese di dicembre è arrivato. Sto viaggio aveva ordine di partire. Chi vorria, né? Eravamo il 13 di questo mese, siamo andati fino a tenda. C'erano d'uni a pé, d'altri su delle carrette, caricate di tutta la roba. A tenda abbiamo pigliato un treno italiano fino a Turin, dove ridichiamo le casaimette. E li facciamo freddo da can, rempe scaldate, tutto era girato. E di dunque sappiamo che la deportazione per l'Allemagne via Verona era prevista il 27 gennaio del 45. Un treno di vagoni, voi, per le bestie, era già pronto, ma chi sapeva lo? Nessuno, sappiamo ora che Turin n'era che un arresto. Li siamo stati fino al mese d'avril del 45. Siamo revenus un passando dalla Suisse per arrivare a Nice après 94 ore di treno per revenire a Saoudia il 27. Arriva alla Nosciaca, abbiamo trovato Ruscelai spalanca, tutta era roba, tutta era rotta, tutta era ciavirà a Ciagnorsè. Subito mie pa e cara una crotta, le scalette, come una Maria para, raccava la macchina a cuge, ancora tutta ben imbrogliata di sei lenzuoli. Per buonio basta lo, la macchina a cuge de mie mains, e sta, ça y va.